Salve a tutti, benvenuti a Soundtrack City. Siamo qui in questa meravigliosa piazza di Massa, in Piazza degli Aranci, alla quinta edizione del Mercurio d'Argento, e qui alla mia sinistra il grandissimo compositore e musicista, ma anche, oserei dire, scienziato dei suoni, Marco Testoni. Ciao Marco. Ciao, benvenuto nella tua magnifica trasmissione. Questa cosa è bellissima. Allora, voi non sapete che c'è Luis Siciliano che farà adesso il conduttore di Soundtrack City, io qui a Massa, e voi non sapete, ma dietro di me c'è chi fa le riprese, è Massimo Filitera, quindi è fantastica questa cosa. Comunque sono onorato di parlare appunto con Luis della mia masterclass. Marco, ho assistito alla tua masterclass, devo dire, con un entusiasmo pazzesco, perché vedere condensato una grande competenza, una grande conoscenza e poi unita a un grande senso della divulgazione e della preparazione, no? Che oggi io credo che sia importante tutto ciò. Ecco, volevo farti la domanda di come vedi in questo momento il mondo della musica applicata, perché si parla di una grande transizione, ma c'è anche tanta confusione. Tutti noi, ognuno dice un qualche cosa. Ecco, la tua lucidità mi ha molto colpito, sarebbe bello sentire da te, insomma, la situazione attuale, come la vedi, dove andremo. Per esempio hai detto nella masterclass che ormai il tema l'abbiamo salutato, no? Il fatto che i registi non vogliono più ascoltare i temi, che il linguaggio si sta evolvendo. Eccoci, raccontaci un po' dal punto di vista tuo tecnico questa grande trasformazione che stiamo vivendo. Ma in realtà, Luis, lo sai che la stiamo in realtà vivendo già da un pezzo, certo. Il discorso del leitmotiv, del tema come elemento che caratterizzava la musica, diciamo, delle colonne sonore della seconda metà del Novecento, ma già dal 2000 in avanti cominciava a cadere un po' a crollare un po' l'impalcatura del leitmotiv come elemento fondamentale musicale di una colonna sonora. Io penso, come quello che ho detto oggi, ho centrato molto la masterclass su una frase famosissima di Marshall McLuhan, il medium è il messaggio, e credo che sia semplice da capire questo tipo di riflessione, ovvero se noi ascoltiamo la stessa identica colonna sonora, o addirittura vediamo lo stesso film dallo smartphone o all'interno di un'arena cinematografica, al cinema o in televisione a casa, come spettatore la fruizione sarà completamente diversa. Quella del cinema ovviamente sarà più attenta, perché noi dobbiamo stare nel cinema, non possiamo mettere pausa. Quella dello smartphone sarà meno attenta, perché saremo richiamati da molti aspetti sonori, il bambino che passa col monopattino, il cane che abbaglia, eccetera eccetera. Questo è un po' il discorso del golfo mistico, no? Che è nel cinema, è nel teatro, ma non è nello smartphone. Questo che vuol dire? Vuol dire che cambierà la produzione, il tipo di produzione, il tipo di approccio, a mio modo di vedere, proprio anche al mestiere del compositore. Per me non scomparirà, io non sono apocalittico, ma dovrà necessariamente cambiare pelle, come è cambiato pelle dal muto al sonoro. Certo. Non è la prima volta che ci sono stati questi cambiamenti epocali, adesso c'è una paura, lo sai, terribile, l'intelligenza artificiale toglierà lavoro. Io credo sì che toglierà dei lavori non ci saranno più evidentemente, ma ce ne saranno altri dove ci sarà bisogno comunque, secondo me, di una versione riveduta e corretta del termine creatività, e quindi dal punto di vista lavorativo io credo che la realtà piano piano rimedierà a tutto questo. Dal punto di vista invece creativo, come ti dicevo prima, io penso che non possiamo pensare di continuare a fare musicisti come si faceva 50 anni fa, no? Sì. Tu ad esempio hai fatto un disco interamente analogico, lo avrei detto, perché questo folle visionario ha fatto un disco, un vinile con strumenti analogici, eccetera eccetera, e è un linguaggio che conosci,
ma probabilmente ti è costato molto di più in termini di tempo, di fatica rispetto a farlo in maniera diversa, ma era importante che tu lo facessi così. Ecco, quindi io credo che cambieranno i mezzi, ma la creatività troverà sempre il sistema di uscire fuori. Il problema è quello delle condizioni lavorative, quello è il vero problema, ma finché forse i compositori, i musicisti non prenderanno consapevolezza quasi gramsciana del loro ruolo, sarà difficile uscirne, cioè c'è da battagliare su determinate cose. Certo. Tu hai attraversato tante stagioni, hai fatto il session man, sei stato un compositore anche di canzoni nella nostra industria musicale, quando l'industria musicale della musica leggera italiana faceva i numeri veri, poi sei passato all'audiovisivo, hai lavorato come music supervisor, sei un compositore ma sei anche un percussionista straordinario e diciamo che hai avuto quella capacità di saperti, di saper capire, no? Anche dove spostare il focus e ovviamente carpire anche quali erano le opportunità che tra virgolette l'industria offriva. Tu in questo momento cosa ti sentiresti di dire al nostro pubblico giovane? Noi oggi abbiamo fatto una masterclass dove avevamo degli studenti che ovviamente si interrogano perché poi, come giustamente tu hai detto poc'anzi, bisogna anche sopravvivere, bisogna anche fare in modo che una professione ti possa dare una dignità e ti possa supportare te, la tua famiglia, le spese che ha una persona, diciamo, che deve fronteggiare un caro vita anche così eccessivo, io credo in questo momento. E a questi giovani cosa vogliamo dire? Perché effettivamente è cambiato tutto, è tutto c'è questa grande trasformazione, che oserei dire forse anche folle trasformazione, perché siamo talmente veloci che non abbiamo manco più il tempo di metabolizzare. Ma mi hai detto una cosa nella masterclass, mi ha fatto molto sorridere, hai detto il minimalismo americano è una corrente importantissima, citando tutti i grandi protagonisti, a iniziare da Monty Young, che è un compositore che io sento e amo molto, e hai detto in realtà è un movimento che non si è mai spento. No, non si è mai spento, si è declinato in mille, come posso dire, un po' come l'araba fenice, no? Adesso è diventata un'attitudine. Io avevo fatto un articolo su 8 e mezzo, una rivista, dove appunto parlavo del fascino ubiquo del minimalismo. Il minimalismo è un qualche cosa che adesso puoi trovare nella pubblicità, puoi trovare nella musica dei videogame, puoi trovare nel cinema, puoi trovare nel pop addirittura, elementi minimalisti, non il minimalismo. Il minimalismo, quello della prima ora di Monty Young, ma anche quello più avanti di Reich, Glass e via dicendo, si è perso per strada. È diventato come posso dire, si è liquefatto talmente in tanti piccoli elementi che lo trovi da tutte le parti. Io quello che posso dire invece come consiglio ai ragazzi, ai musicisti, di diversificare la loro offerta come musicista. Io, hai detto giustamente, ho fatto lo strumentista, ho fatto il compositore, lo faccio tuttora, faccio il didatta, vedo che molti musicisti adesso più o meno fanno così. Adesso mi sono trovato con Massimo a fare anche il divulgatore, che secondo me è una cosa fondamentale per far crescere il pubblico, perché se, amico mio, se non cresce il pubblico e diventa più consapevole, è difficile poi far sì che capiscano la qualità di un lavoro. Quindi conoscere la musica, conoscere i personaggi che creano la musica, secondo me è importante, mentre è una cosa che ho detto nella masterclass e ci tengo a ripeterlo adesso, la maggior parte dei ragazzi conoscono a dire tanto il cantante di una canzone, non sanno assolutamente né chi è il producer, né chi è etichetta, magari l'etichetta non ci sta neanche più adesso, quindi se noi centralizziamo la visione dell'arte con semplicemente chi ci mette la faccia, l'attore, il regista, lo sai che ultimamente andavo a fare non una masterclass, un laboratorio con dei ragazzi del liceo artistico romano,
gli ho chiesto se conoscevano il nome di qualche musicista di colonne sonore. I più, diciamo così, istruiti mi hanno parlato di Morricone, e meno male. Gli altri non ne conoscevano uno di nome, al che mi ho detto, va bene, mi dite che serie televisiva avete visto? La cosa incredibile è che non se la ricordavano. Non si ricordavano il titolo, cioè l'attenzione che si dà ormai alle cose è un'attenzione velocissima, 3-4 secondi, vedo, magari non sono, salto schippo il titolo di testa e non so nulla di tutto questo. Capisci che tutto questo non ha spessore, non ha profondità, prima o poi come società la paghi, paghi e la paghi anche caramente, quindi chi ha orecchie da intendere deve, come posso dire, fare opposizione, ecco, quella che si dice proprio opposizione. Quindi ai ragazzi dico, diversificate la vostra offerta, abbiate parecchi skill, molte frecce nel vostro arco, sempre nell'ambito della musica, però siate curiosi. Fondamentale. Io mi ricordo da ragazzino quando, e penso la stessa cosa tu, no? Ci chiudevamo in una camera, facevamo le scale, gli arpeggi, tu i paradiddle, le cose, ore e ore abbiamo, no? Se tu pensi, ore. Io mi chiedo oggi, con la PlayStation, con tutti i social possibili e immaginabili, questi ragazzi che sono bombardati dalla palestra alle attività, alle cose, gli amici, le cose c'è. A volte mi chiedo, dico, ma un giovane potrà arrivare a un livello tecnico? Perché insomma, per avere un livello tecnico, se non sgobbie, come fai a... Non esiste nessun plugin, non esiste il plugin che ti aiuta. No, mi ha fatto ricordare quando studiavo, io studiavo 8, 9, 10 ore al giorno batteria e percussioni e rincretinivo tutto il vicinato, voglio dire. E magari stavo ore e ore davanti al primo foglio di una partitura e continuavo ore e ore. Ecco, quella cosa lì è... Io penso che quella cosa lì ce l'hai se c'hai una motivazione dentro di quelle spaventose, se no dopo un po' ti rompi le scatole e passi ad altro, però sì, c'è bisogno di quel tipo di passione lì, e quella passione lì, ripeto, dopo 2 secondi capisci che l'app ti serve a poco, ti serve veramente a poco. Io mi ricordo che un po' come dei Carbonari, no? Aprivamo questi dischi degli Yes, dei Pink Floyd, dei Deep Purple, no, e della Mahavishnu Orchestra, oppure che ne so, i Weather Report, no, eravamo lì che cercavamo di capire questi alieni che facevano, no, e poi stare ore a trascrivere, quando vedo le nuove generazioni dico, avete tutto, però questa parte qua secondo me è una parte che... E invece nella tua masterclass di oggi ho sentito questo humus, ho sentito questa capacità, no, di guidare lo spettatore in profondità, ecco, e mi è arrivata forte veramente. Ecco, volevo ringraziarti da spettatore e poi da addetto ai lavori per questa, vi ho detto prima, opera di evangelizzazione. Credo sia le molto campane. Ecco le campane, vedete? Senti, io vorrei chiudere con una cosa, con un aneddoto bellissimo. Lui parlava di come una volta si ascoltavano i dischi. Allora io ero fan accanito di Billy Cobham, batterista, io sono alla batteria. Io poi Billy Cobham ho avuto la fortuna di lavorarci dopo. E che cosa facevo? Sentivo un disco, Inner Mountain Flame della Mahavishnu, per capire quello che faceva. Io mettevo il disco a 16 giri per capire, perché quelli erano i mezzi che avevamo per capire, quindi lentamente cercavo di capire che tipo di groove, che tipo di riff utilizzava, e ci ho messo una vita per capirlo, per trascriverlo. Quando lo incontrai, Cobham, mi dissi: guarda, tu mi hai dato una felicità che hai suonato il mio disco, bellissimo, eccetera eccetera. Gli dico: senti, ma lo sai che io quel tuo pezzo lo sentivo a 16 giri? Lui mi dice: ah, ma quale pezzo? Quello lì, quello con cui inizia Inner Mountain Flame. Dice: perché facevi una cosa talmente complicata che io mica ancora l'ho riuscito a capire. Lui mi guarda e mi dice: ma neanche io ancora l'ho capito.